Eder. Mech. Pallister. La vicenda di Liliana Resinovic si avvicina adesso a un passaggio che, almeno sul piano umano e familiare, ha un peso enorme: il ritorno dei suoi resti a Trieste. Dopo il nulla osta alla sepoltura, è stato infatti disposto il trasferimento dall'obitorio di Milano a quello di via Costalunga e il rientro è previsto per martedì 14 aprile 2026. Da quel momento resterà da fissare la data del secondo funerale, cioè l'atto conclusivo di una lunga fase in cui il corpo era rimasto ancora fuori da una collocazione definitiva. Dietro questo nuovo passaggio c'è una vicenda giudiziaria complessa. I resti erano stati riesumati nel febbraio 2024 per consentire la seconda autopsia, affidata all'anatomopatologa Cristina Cattaneo. Da allora non erano più tornati a sepoltura stabile. Il 23 marzo la pubblico ministero Ilaria Iozzi ha firmato il nulla osta al seppellimento, ma con limiti precisi: niente cremazione e nessuna ulteriore attività di studio sulla salma, che dovrà comunque restare disponibile qualora si rendessero necessari altri accertamenti investigativi. Nello stesso provvedimento vengono indicati come causa e data della morte l'asfissia meccanica esterna e il 14 dicembre 2021. Questo però non significa affatto che il caso sia chiuso. Al contrario, l'inchiesta resta aperta e continua a muoversi su più fronti. Le nuove indagini, ripartite con nuovi magistrati e un nuovo giudice per le indagini preliminari, stanno andando avanti anche attraverso l'analisi di una grande quantità di reperti. I consulenti incaricati di cercare tracce su centinaia di oggetti hanno chiesto una proroga per completare il lavoro. Tra i materiali da esaminare vengono richiamati anche oltre 700 coltelli sequestrati a Sebastiano Visintin, che risulta indagato per omicidio. In mezzo a questo scenario giudiziario resta fortissima la dimensione privata del dolore. Sergio Resinovic ha espresso il desiderio che il ritorno della sorella a Trieste possa avvenire idealmente in prossimità del 26 aprile, giorno del compleanno di Liliana. L'obiettivo è poterle dare finalmente sepoltura al cimitero di Sant'Anna, chiudendo almeno l'interminabile parentesi dell'attesa legata ai resti. Per lui non si tratta di un dettaglio pratico, ma di un gesto di dignità, di rispetto e di pace dopo anni di tensioni, dubbi e sofferenza. Il fratello di Liliana ha anche ribadito una posizione netta sulla questione della cremazione. Secondo il suo racconto, Liliana non avrebbe mai espresso la volontà di essere cremata. Al contrario, avrebbe manifestato il desiderio di essere sepolta accanto alla Madre Maria, morta nel 2012. Sergio ha fatto capire con chiarezza di non voler più avere rapporti con il cognato e di considerare la nuova tumulazione come un passaggio che deve rispettare ciò che, a suo dire, era la volontà della sorella. Accanto al tema della sepoltura, resta viva anche l'attesa per gli sviluppi investigativi. Sergio guarda con particolare attenzione all'analisi dei tabulati telefonici e delle tracce digitali, convinto che le tecnologie oggi consentano di recuperare o leggere dati che in passato potevano sembrare perduti o inutilizzabili. È una speranza che si inserisce in una convinzione mai cambiata nel tempo, quella che Liliana non si sia tolta la vita. Nel suo racconto emerge l'immagine di una donna determinata, autonoma, capace di affrontare le cose da sola. E proprio per questo il fratello continua a ritenere incompatibile la sua personalità con l'ipotesi del suicidio. C'è poi un aspetto più intimo che restituisce la misura del trauma vissuto dalla famiglia. Sergio racconta di aver visto soltanto una fotografia del volto della sorella e di non aver mai avuto davanti il corpo. In quella foto dice di aver colto segni che per lui confermano la violenza subita. Nello stesso quadro compare anche la figura della figlia Veronica, nipote di Liliana, rimasta finora lontana dall'esposizione pubblica nonostante il forte legame affettivo con la zia. È il lato meno spettacolare e più doloroso di questa storia. Una famiglia che oltre alla battaglia giudiziaria ha dovuto attraversare anni di pressione mediatica e di attesa, con la sensazione espressa amaramente da Sergio di essersi dovuta esporre pubblicamente perfino per continuare a chiedere giustizia. Così, mentre l'inchiesta resta aperta e i consulenti continuano a lavorare sui reperti, il ritorno dei resti a Trieste assume un significato che va oltre la cronaca giudiziaria. È il tentativo di restituire a Liliana un luogo, una tomba, una data, un commiato finalmente possibile. Non è la fine del caso,
ma può essere la fine di una sospensione insopportabile, quella di una donna ancora senza una definitiva sepoltura, mentre attorno alla sua morte continuano a rincorrersi analisi, ipotesi e attese. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.